Beh, la Camera di Commercio con questi focus, questo è già il secondo focus, la prima l'abbiamo fatto su logistica e trasporti in riguardo alle guerre nel Medio Oriente. Oggi parliamo di Mercosur, parliamo di Italian Sounding, dei temi molto importanti, temi che le imprese del nostro territorio devono sapere come muoversi, come affrontare i mercati e di conseguenza l'organizzazione di questo focus con dei relatori molto addentro, conoscono molto questo problema, sarà per informare le imprese e anche un po' la politica su come muoversi. Opportunità e anche paure, sì certo le paure ci sono perché veramente sono mercati grandi, abbiamo 700 milioni di abitanti che arriveranno con i loro prodotti in massa in Europa, ma anche noi europei, italiani andremo in massa là. Il bello dove sarà? Sarà che lì abbiamo tanti abitanti di origine italiana che oggi non possono comprare, o quasi tutti non possono comprare i prodotti perché con i dazi attuali andiamo a 3 volte tanto il prezzo che si trova qua da noi. Per cui questi dazi non ci saranno più e avremo sicuramente dei vantaggi di sviluppo. E poi ci saranno i controlli degli stati su come dire, le contraffazioni, su prodotti marcati italiani ma non sono italiani e soprattutto sulla qualità dei prodotti che arriveranno in Europa. Per cui bisogna attrezzarsi, il bello e brutto è che comunque questo mercato non è che si apre domani, boom, ma ci vorranno dai 10-18 anni per entrare a regime, per cui si entrerà gradualmente e gradualmente controlleremo, poi chi vivrà vedrà, ma insomma diciamo che è un mercato nuovo, importante, come sempre le cose nuove fanno paura. Insomma. Salve, sono Paolo Garzotti e lavoro alla Direzione Generale del Commercio alla Commissione Europea a Bruxelles e sono qui a Trieste per un interessante incontro organizzato dall'ANSA e dalla Camera di Commercio sull'accordo Mercosur. L'accordo Mercosur ha tanti vantaggi per l'Italia, in particolare per il Friuli Venezia Giulia. Vorrei soffermarmi soprattutto sul tema di questo convegno, che è l'Italian Sounding e la protezione delle indicazioni geografiche. In questi paesi del Mercosur, Argentina, Brasile, Uruguay, Paraguay, dove c'è una fortissima presenza europea, una fortissima conoscenza dei prodotti europei e dove abbiamo tantissimi italiani che sono presenti, la protezione di nomi come, faccio uno per tutti, il prosciutto di San Daniele, che potranno essere utilizzati solamente da quando l'accordo sarà in vigore, cioè dal 1° maggio di quest'anno, dagli esportatori italiani. Non ci potrà essere più diciamo tra virgolette, il furto di queste denominazioni da parte dei produttori locali che mettono il nome a prodotti che non hanno il livello di qualità e di garanzia dei prodotti delle indicazioni geografiche italiane. Questo quindi è importante. Non vorrei limitarmi solamente ai nomi, che è molto importante perché, ripeto, in questi paesi abbiamo dei consumatori che conoscono molto bene questi prodotti, ma anche alle tariffe. Questi accordi abbassano le tariffe su prodotti come il formaggio, i vini, in maniera sostanziale. Il formaggio in questi paesi ha tariffe che vanno fino al 30% e che invece verranno ridotte a zero per una grande quantità di esportazioni. Voglio soffermarmi anche sulle barriere non tariffarie, quelle piccole barriere regolamentarie che trovano spesso i piccoli esportatori, mettono i piccoli esportatori in difficoltà. Pensiamo all'etichettatura del vino. L'etichettatura del vino in questi paesi è sempre stata molto complicata e con questo accordo invece la semplificheremo, per cui gli esportatori di vino dell'Unione Europea non dovranno procedere a pratiche di reetichettatura molto più importanti, molto più costose di quelle che avremo invece adesso. Quindi per una regione come il Friuli di Venezia Giulia di agricoltura di qualità e non solo, anche di esportazioni di prodotti industriali di qualità, un mercato come quello del Mercosur, che sono 270 milioni di abitanti, è sicuramente un'opportunità di cui approfittare. Beh, anzitutto occorre un impegno dello Stato italiano e quindi del governo e devo dire finalmente questo governo in carica ha dimostrato una notevole attenzione al tema. Negli accordi Mercosur e Unione Europea l'argomento è stato inserito e quindi è prevista anche una contribuzione da parte dei paesi Mercosur a lottare contro le contraffazioni.
quindi in particolare a impedire che venga utilizzata la bandiera italiana, ma io aggiungo anche i nomi di città italiane, oppure immagini come quelle che riguardano la moda, i mobili, il design italiano che possono in qualche modo evocare quello che ormai chiamiamo Italian sounding. Sono convinto che queste misure aiuteranno a ridurre il fenomeno, sarà difficile abolirlo del tutto. Quindi l'importante è che le imprese anzitutto utilizzino marchi importanti, significativi e riconoscibili e poi li registrino in tutti i mercati e poi soprattutto li utilizzino, perché un marchio registrato ma non utilizzato non ha valore. Buongiorno a tutti, sono il tenente colonnello Giovanni Denuzzo, rappresento il Comando per la tutela agroalimentare dell'Arma, un comando speciale dell'Arma che si occupa della salvaguardia del consumatore, della difesa del Made in Italy, della prevenzione e repressione delle frodi in tutto il settore agroalimentare. Il nostro comando ha sede a Roma, ha 5 reparti su tutto il territorio nazionale e siamo a fianco al cittadino per tutelarlo in ambito agroalimentare e come in qualità di consumatore. Buongiorno, sono il colonnello Michele Vidoni, comando il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste. La Guardia di Finanza è da sempre impegnata a tutela del Made in Italy, a tutela della contraffazione, secondo un dispositivo che è articolato a livello centrale con la presenza di reparti speciali che hanno il compito di svolgere attività di analisi su quelle che sono le fenomenologie più importanti e con raccordo per quanto riguarda la parte operativa nel territorio, quindi per quanto riguarda anche la provincia ovviamente di Trieste e più in generale la nostra regione, tramite i nuclei di polizia economico-finanziaria ai reparti territoriali che hanno il compito non solo di intercettare i prodotti tra virgolette illegali, ma di ricostruire tutta la filiera del falso o del non sicuro.